di fare questo grande salto, insomma, che comporta, diciamo, questo cambio di prospettiva radicale. Sì, allora, innanzitutto buonasera di nuovo. Io era circa 10 anni che pensavo di voler raccontare una storia da dietro la macchina da presa. Dovete sapere che io ho un'esperienza, la mia formazione è teatrale. Io ho studiato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, i miei primi 15 anni sono stati dedicati quasi esclusivamente al teatro, quindi in teatro chi racconta la storia è sempre l'attore, soprattutto quando sei andato in scena, è l'attore che parlando con il pubblico, dicendo le sue battute, decide dove mettere gli accenti della narrazione, che cosa sottolineare, mentre invece al cinema è il regista. E io a un certo punto, anche lavorando, proprio leggevo una scena e cominciavo a pormi il problema di come girarla, no? Spesso e volentieri lavori anche con registi che amano questo tipo di collaborazione e quindi ho cominciato a fare questo tipo di, più che esperienza, proprio di mettermi un po' in una sorta che non, di panni che non fossero solo quelli dell'attore ma anche quelli del regista. C'avevo proprio voglia, poi sta voglia è diventata un'urgenza e a un certo punto mi era venuta un'idea originale, l'avevo cominciato a scrivere e poi ho letto non tanto questo libro quanto piuttosto Tutto chiede salvezza, che voi avete sicuramente, alcuni di voi almeno hanno visto, è una serie, è un libro di Mencarelli che è diventata una serie. Allora, all'epoca ancora non lo era diventata e il libro non mi aveva suscitato tante suggestioni e voglia di trasporlo sul cinema, sullo schermo. Però mi aveva fatto venire la voglia di leggere altri libri di Daniele. Il secondo libro che ho letto, che poi in realtà è il suo primo, è questo qua. E su questo io ho detto, proprio mi ricordo di aver pensato, ecco, su questo libro qua io mi sento di poter fare il grande passo, cioè di passare dietro la macchina da presa. Perché, mi dirai te? Me lo dirai? Perché? Perché? Grazie. Me lo dici, no? Quindi, no, perché? Perché questa storia qua mi ha toccato profondamente per tanti motivi. Uno di questi, forse il primo, il più importante, è che secondo me questa storia qua parla di quella straordinaria capacità che abbiamo noi esseri umani, tutti gli esseri umani, di rialzarsi dalle nostre cadute, no? Chiunque di voi, a chiunque di voi sarà capitato di passare dei momenti difficili nella vita, momenti in cui addirittura a volte è difficile alzarsi dal letto, no? Uno vorrebbe rimanere sotto e essere dimenticato. E poi a un certo punto sei lì che soffri, che stai, come dire, in difesa perché i pugni arrivano da tutte le parti e vedi, ti capita di vedere in lontananza una luce e sai che quella luce è l'uscita dal tunnel. E allora ti rialzi con fatica e intraprendi questo viaggio tra cadute e rialzate che ti porterà di nuovo a vedere la luce. Questa un po' è la storia del mio protagonista che noi scopriamo, almeno qui nel film, già in uno stato di prostrazione e che poi va in un posto che lui stesso pensa che lo finirà di uccidere, invece da quel momento là inizia la rinascita. Poi parla di tante cose che a me stanno a cuore, parla, non so, del lavoro, è una riflessione sul lavoro che non è tanto e solo quella cosa che ci dà i soldi per poter campare, che non sarebbe già poco. Il lavoro è una cosa che ti radica, il lavoro è una cosa che ti dice chi sei, ti dà un ruolo nella società, è quella cosa che ti fa specchiare, guardare allo specchio e dire io sono un idraulico, io sono un elettricista, io sono un attore, io sono un regista. E quindi è quello che dà dignità all'essere umano, è una storia sull'amicizia. Noi tutti sappiamo quanto sia importante avere un amico, no? Soprattutto in certi momenti. È una storia sulla genitorialità, qual è il ruolo del padre oggi? Il ruolo della madre è più legato a una questione naturale, non è una cosa sociale, no? Non è una questione che dipende dai momenti storici. Il ruolo della madre è quello necessario al bambino per vivere. Il bambino ha bisogno dello sguardo della madre, del tocco della madre, del calore della madre, del cibo della madre. Il ruolo del padre qual è? Tante specie animali, il maschio mette il seme e poi chi si è visto si è visto. Noi che siamo un po' più evoluti invece ci poniamo questo problema. Allora io quando ero piccolo ed ero un po' discolo, mia madre mi diceva stasera lo dico a tuo padre.
se mia moglie dicesse alle mie figlie stasera lo dico a tuo padre, probabilmente si prenderebbe un pernacchione, ma non perché io non sia, ma perché non è più tempo, no? E allora qual è oggi il ruolo del padre? Io penso che il ruolo del padre oggi, almeno il mio pensiero, è che oggi il padre si deve fare testimone del suo modo di vivere, cioè col mio esempio, ehm, col mio vivere quotidiano ti dico e ti trasmetto quello che secondo me è giusto e secondo me è sbagliato. Nel mio caso abbiamo un padre che non ha gli strumenti per mettere mano al disagio del figlio, però dice una cosa che per me è la cosa più importante di tutte nella vita, perché gli dice: guarda, io non so come fare, ma io ci sono, io per te ci sono, quando vuoi, dove vuoi. Tant'è vero che con gli sceneggiatori ci siamo divertiti a fargli fare il tranviere, no? Perché il tranviere, il bufalo può scartare di lato e cadere, e invece la locomotiva ha la strada segnata, come dice, insomma sapete tutti chi lo dice. E quindi tu sai che io ci sono, sai dove trovarmi in qualunque momento, per qualunque motivo. Questo è il suo modo di amare. Poi non è uno che se lo prende, se lo abbraccia o cerca di... sta lì e dice, continua con la sua vita. Probabilmente anche lui è stato toccato, anzi piegato dalla morte di questa madre, di cui si sente così forte la mancanza, di questa donna che era il centro probabilmente di questa famiglia. Fermami perché io sono logorroico, vado No, avanti. no, hai detto però una cosa molto, molto bella adesso, facendo appunto, e anche raccontandoci i tanti livelli di lettura, i tanti temi che affronti con il tuo film, che però ha anche appunto un grande pensiero proprio sul dolore. Hai detto Sì, poco fa, non è questo il tempo anche di riflettere sul ruolo del padre e tutto. Siamo in un momento in cui forse il dolore è qualcosa che si tende a livello, diciamo, sociale a tenere nascosto. Siamo beh, nell'epoca in cui noi l'abbiamo ci proprio si spinge. demonizzato più che... cioè Esatto. noi se ci abbiamo un amico, rispetto ai miei tempi, di quando ero ragazzo io, un amico si confidava, no? Ti diceva, l'amicizia era quella, cioè sapere del tuo amico, di quello di chi ci avevi di fronte, sapere quali erano i segreti più nascosti, più reconditi. Oggi invece se stai male non lo dici perché poi dobbiamo essere sempre performanti, dobbiamo essere sempre, anzi, come non usi il dolore che stai provando come un'opportunità? Adesso pure il dolore è diventato un'opportunità, ci deve tutto, e invece il dolore è qualcosa di, ma nemmeno di importante. Il dolore fa parte, è la stessa materia della felicità. Nietzsche diceva che il dolore e la felicità sono due sorelle gemelle, no? Io sono abbastanza d'accordo, io penso che non si può vivere come il mio ragazzo, il ragazzo del film desidererebbe, non si può vivere senza dolore. Oggi stai male, domani sei felice, perché senza dolore non c'è la felicità e viceversa. Ma poi soprattutto noi ci stiamo perdendo una grande chance, fuggendo sempre e comunque dal dolore, cioè dire dimentichiamo che il dolore vuol dire anche catarsi. Ti muore il gatto, stai male? Stai male. Tra 3 giorni ne esci, ma dare il tempo al dolore di fare il suo lavoro, no? Di farti rinascere dalle tue ceneri. E il mio protagonista è un po' questo, quando io spiegavo a tutti gli attori che venivano per i provini, non per il protagonista, ma a tutti quanti, dicevo io sto facendo un film su un ragazzo che ha una sensibilità talmente spiccata che tutto gli risuona dentro in maniera eccessiva e quindi per vivere si deve anestetizzare. L'ha fatto con le droghe, ha cominciato, adesso beve. E beve perché per lui è inconcepibile il dolore nel mondo. Nel libro questo è molto più chiaro, io l'ho un po' sintetizzato, però lui non sopporta che ci sia questa. Quando è che ricomincia a vivere? Quando è che ricomincia che poi io non ho mai dato, non so se avete visto, un lieto fine, ognuno pensa quello che vuole, però quando è che gli scatta qualcosa nel cervello? Quando capisce che il dolore lo deve abbracciare, lo deve accogliere, anche il dolore terribile della morte di un bambino, perché la vita continua, perché c'è quella madre che
in maniera banale, no? Quante volte uno vede una madre che abbraccia un bambino, però dipende anche da come stai te in quel momento, no? Da quello che ti suscita. E quando capisce che il dolore, come dici tu, è parte della vita, non solo la sua, ma quella di tutti gli altri, È lì che ricomincia la e gli risalita, no? ricordano che appunto non ha il monopolio del dolore e quindi si deve confrontare con il dolore che esiste. Faccio un passo indietro, appunto, visto che l'abbiamo l'hai più volte citato, Gianmarco Franchini, il tuo protagonista, come l'hai trovato, come l'hai scelto e come poi avete lavorato? Lui è veramente bravissimo e in questo ovviamente le tue indicazioni saranno state preziose anche per evitare forse qualche rischio che una storia così poteva avere, che era quella magari di cadere in tanti cliché, in tante scene magari strappalacrime con un tema così No, lì forte e così profondo. sarebbe stato terribile, perché quello che ho sempre detto a tutti, giochiamo in sottrazione, perché stiamo parlando di un ragazzo che sta male in un ospedale pediatrico, cioè capisci che la trappola è lì a 2 millimetri, cadere nel melodramma che poi avrebbe vanificato un po' tutti gli sforzi. Dunque vi racconto come ho trovato Gianmarco Franchini. Allora, no, c'è questo aneddoto che... Dunque, dovete sapere che quando uno finisce la sceneggiatura, arriva il momento in cui il film va preparato, il che significa trovare location, trovare, come dire, decidere in che modo girarlo, insomma, tutta una serie di cose, tra cui anche trovare la troupe e il cast soprattutto. Quindi cominci e cerchi per prima cosa il protagonista, perché dal protagonista che scegli deriveranno tutti gli altri attori, e quindi noi ci mettiamo alla ricerca di questo ragazzo. E io dico alla mia casting director, che è quella che si occupa un po' del cast, di tenere i rapporti con gli attori e con le agenti, guarda, non gli mandare il foglio della scena da provinare, digli a tutti quanti che io vorrei vedere dei video dei ragazzi che hanno in agenzia, in cui il ragazzo però non recita, si racconta, può dire qualunque cosa, io sono Luca Zingaretti, sono nato a Roma, eccetera eccetera, oppure può raccontare una storia, una favola che gli ha raccontato, qualunque cosa. Insomma, ci arrivano perché mi serviva capire la qualità energetica, perché io non cercavo la bravura in un attore. A 22 anni dire un attore è bravo vuol dire tutto e non vuol dire niente a 22 anni, però quello che cercavo era la qualità energetica di questo, perché poi se la trovi ed è quella giusta la plasmi, ma se non c'è è difficile farla uscire fuori. Insomma, ve la faccio breve, mi arrivano questi 200 filmati, ne scelgo di vedere 50 attori. Il primo giorno ne vediamo 5 e poi andiamo avanti. Allora, il primo giorno si sente, ci sono io, c'è la casting director, c'è quello che faceva il filmato e c'era un ragazzo che dava le battute al provinando. Arriva, toc toc, buongiorno, entra sto ragazzo e si presenta come Gianmarco Franchini, cioè lui. Facciamo sto provino, 40 minuti, fammela un po' più così, fammela un po' più così, sì bravo questa cosa qua, ma perché fai questo? Sì, adesso aspetta facciamo questo, qui improvvisiamo. E a un certo punto gli dico vabbè grazie mille, ti faremo sapere. Se ne va, io mi giro verso la casting diretta e dico guarda questo qua, mettigli un asterisco vicino perché è molto interessante, lo voglio rivedere, mi ha lasciato, metti in asterisco. Toc toc toc, apre, entra il secondo provinando, invece del secondo provinando rientra Gianmarco Franchini. Dico, tu che stai a fare qua? Dice no, sai, volevo sapere, non è che lo potrei fare come dico io. E dico già, ma tu devi farlo, sei qui apposta, perché non l'hai fatto come dici? No, perché mi sono un po' intimorito. Vabbè, prego, fallo. Allora ricominciamo, motore partito, azione, riparte e lo fa. Fa Marcolino. Non posso dire lo fa bene per quello che voto, fa Marcolino. A che io dico va bene, grazie, ti faremo sapere. Esce, io mi giro verso la casa di diretto e dico caccia via tutti, prendiamo questo. E quello mi dice come, scusa Lu, ma è il primo? E dico vabbè, allora che vuol dire? Abbiamo trovato subito, ci abbiamo avuto fortuna. No, ma insomma insiste un po', poi dico senti, è lui. Vado a prendere un caffè e cominciamo a ragionare sulle ragazze, perché la seconda sarebbe stata Paoletta, che dovevamo cercare. La sera mi chiama il mio produttore è un grande produttore del cinema italiano, si chiama Angelo Barbagallo, è quello che ha lavorato per con
Nanni, ha lavorato per 30-40 anni con Nanni, ha fatto La meglio giovane, insomma ha fatto tutti i film più importanti, è un punto di riferimento per la cinematografia italiana, e mi chiama e la prende alla lontana, mi dice: "Oi Luca, come stai? Bene, bene, Angeletto, tu come stai? Bene, e che hai fatto oggi?" "E che ho fatto? Ho fatto i provini." "Ah, e come sono andati?" "Angelo, l'ho trovato." Ecco, proprio di questo ti volevo parlare. La chiamata dei produttori. E vedi cosa vuol dire fare il regista. Esatto. Dico, dimmi, senti Lu, io lo sai, ti voglio bene, ho una grande stima di te come attore, eccetera, eccetera, però sai, questo è il tuo primo film. Dico, beh, dice, ah Lu, non si fa così. Ma come si fa così? Non si sceglie l'attore che servirà, che è l'architrave della tua narrazione, così al primo. Facciamo così, io domani chiamo la sua gente, lo fermo, gli faccio un'opzione, va bene, lo teniamo là fino a che, ma almeno una cinquantina li dovrai vedere. E io gli ho detto, guarda, è lui. Io l'avevo visto, cioè io avevo visto il personaggio, non potevo più vederne altri perché non ce la facevo, non mi sarebbe servito, avrei perso tempo, ma poi non mandava di vederlo, non mandava, era lui e basta. E così è andata, e devo dire che abbiamo lavorato tantissimo, devo dire che questo ragazzo, perché è così speciale? Perché c'ha un'anima, non è bravo, c'ha un'anima e non ha paura di farla vedere, è puro. Non lo so se è perché ha vissuto fino ai 20 anni in un piccolo paesino intorno a Roma, in campagna, in mezzo ai boschi di castagni, che si chiama Paliano, sto paesino. Io lo conosco bene perché una mia bisnonna aveva una casetta lì. Sono dei posti bellissimi, molto rurali, pieni appunto di castagni. Lui mi raccontava che aveva passato questa infanzia in maniera molto semplice, come un ragazzo di campagna, passando il sabato sera con gli amici suoi a bere birra sulla piazza del paese deserta. Sarà questo? Non sarà questo? È un ragazzo di cui, se gestito bene, sentiremo parlare tantissimo, perché poi tra l'altro io quando lavoravamo, devo dire che è stato molto fortunato a lavorare con un regista come me, ma no, ma, a parte gli scherzi, io ci lavoravo con lui sia prima che durante, quindi gli dicevo le cose, gliele facevo vedere, no, gli dicevo le cose, gliele spiegavo, gli dicevo qual era il diagramma della scena, che cosa doveva uscire da quella scena, che non si doveva preoccupare di far uscire tutto subito. Il cinema per un attore è come una sorta di fa un puzzle, quindi in ogni scena devi tirar fuori qualche cosa, poi sarà il pubblico nella sua testa a ricostruire il puzzle e avere un'idea del personaggio che porti in scena. Quindi dicevo, stai tranquillo, facciamo così, questa è la cosa, eccetera. E poi gliela facevo vedere come la doveva fare, dicendo non imitare me, te la faccio vedere perché tante volte un esempio vale più di 1000 parole, perché le parole sono, a un aggettivo io do un peso e tu gliene dai un altro, invece te lo faccio vedere, tu capisci perché fai quella roba lì. Ed è stato lui, poi è uno pignolo, veniva da me, ma che l'hai vista lì a tenerezza? Sì, l'ho vista. Ma l'hai visto che poi mi piace quando la cosa, la ragazza gli dico sì, sì, ho visto. Era tutto un chiedere, tant'è vero che ogni tanto dicevo, ah Giammà, dai, fammone un'altra, perché poi mi faceva gli indovinelli. Siccome aveva capito che io dicevo sempre sì, te l'ho data buona, se no ne facciamo un'altra, se te l'ho data buona vuol dire che ce l'ho. Quindi a un certo punto che faceva? Mi faceva i trabocchetti e invece di dirmi che hai visto la tenerezza, mi diceva, ma in quella battuta là che ci hai visto? Insomma, è stata sia con lui, ma devo dire è un lavoro che ho fatto in maniera da parte mia molto appassionatamente con tutti gli attori, perché a tutti gli attori abbiamo fatto questo lavoro di sottrazione. Io gli dicevo sempre, noi dobbiamo essere veri. Nella vita uno non si rappresenta, a meno che non ci stanno delle motivazioni per rappresentare. Nella vita uno vive, non racconta, non si rappresenta. Quindi levate tutti sti vizi incrostati di attore o perché l'avete visto o perché il lavoro in qualche modo ti corrompe e cerchiamo di andare all'essenza delle cose, e questo un po' è stato il lavoro. Io amo questi ragazzi, non so se si è capito, è stato il lavoro che abbiamo fatto. Sembra che sia stata appunto dal racconto, dalla passione, veramente penso una bella avventura, insomma.
E adesso, come da tradizione, passiamo la palla a voi, anche perché, insomma, giustamente una delle cose che anche ai registi tocca fare è accompagnare il film. Tra parentesi, ve lo ricordiamo, quella di questa sera è un'anteprima, perché poi il film sarà in sala dal 10 di aprile, e accompagnarli in questo viaggio, che è prima di tutto un viaggio proprio per incontrare voi, siete i primi spettatori che vedono il film qui a Cinema Zero, quindi se avete così un'impressione, un commento, una domanda, una curiosità, è questo il momento. Prego un attimo solo che le portiamo il microfono. Non serve, benissimo. Ma c'è, guardi, è gratis, usiamolo. Intanto grazie, sono contentissima di essere qua, di vedere il mio Montalbano, posso comunque dirlo. Ecco. Mi sono chiesta, il film mi è piaciuto tantissimo, mi sono chiesta come mai alla fine il padre non legge almeno qualche riga di quello che aveva scritto il figlio. Mi è rimasta veramente questa curiosità di sapere quali erano quelle parole, quella poesia. Grazie. Sì, no, sa perché rido? Perché questa è stata una scommessa tra me e il montatore. Allora, a un certo punto io ho girato un dettaglio del libro, del taccuino. Quindi, così come tante cose che ho girato e non ho montato, sapendo che non sapevo se le avrei montate, perché quando tu sei al montaggio devi sapere se ti puoi permettere di spingere un po' di più o devi un attimo frenare sulla cosa. Quella cosa lì che io avevo girato, e cioè il dettaglio della poesia, a un certo punto non l'ho girata, non l'ho montata. Il montatore, che è quello che monta insieme a te il film, è il tecnico che monta, mi diceva, ma scusa, ma mettiamola, no? No. E, insomma, ogni giorno litigavamo. A un certo punto lui dice, ma mi devi spiegare perché non l'hai montata, non la monti. E dico, sai perché? Lo sai perché? Perché quando io promuovo il film voglio che la gente mi chiede che cosa c'era scritto. E su questo, no, ma in realtà non era così, cioè questa è stata una buttata su cui noi ci siamo fatti due risate, così almeno ha smesso di chiedermelo. La realtà è che su quel taccuino c'è una poesia, perché questa, come ho detto, era la storia di Daniele Mencarelli, che ha avuto un passato turbolento e ha veramente vissuto al Bambino Gesù, ha veramente vissuto questa cosa. Poi il finale è completamente diverso dal libro, poi vi dirò una cosa sulla trasposizione del libro. Ho cambiato tantissime cose, ma proprio per poterlo restituire, no? Perché Suso Cecchi D'Amico è la più grande sceneggiatrice italiana, film di Visconti, De Sica, alcuni di Fellini, Monicelli, Zavattini, insomma. Lei diceva sempre, noi siamo stati anche per un breve periodo parenti, perché lei era la nonna della mia prima moglie, mi diceva, Lu, vedi, quando tu ti trovi a dover tradurre un libro in un racconto per immagini, il libro lo devi tradire, per forza, per restituirlo, per restituire il senso più profondo del libro, ma siccome sono due codici diversi, sono proprio due modi diversi di espressione, non puoi prendere quello e metterlo là, non lo puoi fare, non funziona, anche perché in un libro tu fai un gesto e poi però c'hai anche 20, 30, 40, 50, quante pagine vuoi per spiegare il senso di quel gesto. Qui non ce l'hai, quindi devi cambiare. Io quindi ho cambiato tantissime cose. Nel libro, soprattutto il finale, è tutto completamente cambiato. A me interessava che la gente capisse che quando lui, al colmo della disperazione, decide di sfasciarsi con l'alcol e dice, come se dicesse, muoia Sansone con tutti i filistei, basta, mi sono stufato, non la faccio più di combattere, andate a fanculo tutti quanti, mi voglio ammazzare di alcol, e che venga il coma etilico. A un certo punto com'è che la sblocca? Con una cosa, con un'epifania semplicissima nella sua dolcezza, e cioè dire, vede una madre che entra e fa una cosa, arriva, amore mio, bello di mamma, e dà un bacetto, e lo accompagnano insieme, e quella cosa lì a lui gli apre un orizzonte probabilmente, no? E capisce che
adesso c'ha bisogno di sentirsi al sicuro. Dove va? Dal padre. Il padre lo accoglie, anche se poi fa un po' il cinico. E che viene a fare? Vabbè, basta che non mi fai casino, ma è toccato dal gesto del figlio. E lui sta lì, su questo tram che avanza nella notte romana. Saranno le 2, le 3 di notte, non lo sappiamo, però si capisce che è notte, e lui si sente al sicuro. E al sicuro, dentro quel guscio, col padre vicino, sblocca e gli viene voglia di scrivere. Noi l'abbiamo visto scrivere 2 volte. La prima volta quando va a sbattere perché non ce la fa. L'ansia è talmente tanto che non ce la fa. La seconda quando gli è morto l'amico. Ce la fa, ma è faticosissimo. Dopodiché non lo vediamo mai scrivere. Lì lui scrive in maniera apparentemente normale, non piange mentre scrive, anzi scrive tanto. Questo è quello che mi interessava. Se io andavo a vedere quello che scriveva, davo a quello che scriveva un'importanza eccessiva. Tra l'altro noi glielo dico, lui ha scritto, Gianmarco ha scritto una poesia che Daniele Mencarelli aveva scritto per il Bambin Gesù, perché la vera storia del libro, che poi è la vera storia sua, finisce in questo modo, che lui capisce attraverso una suora che accarezza una bambina deforme il senso e c'ha lì le famose 30-40 pagine di spiegazione di quello che ha capito, e poi va dal presidente dell'ospedale e gli dice: senta, ma perché non scriviamo un libro di poesie su quello che c'è qua dentro? Perché questa è una cosa che è talmente dolorosa ma talmente bella, talmente alta, che secondo me andrebbe raccontata attraverso la poesia. E lui gli dice di sì, e Daniele ha veramente scritto un libricino di poesie che poi ha anche recitato in un famoso come lo chiamano lui? Come si chiamano lì? Reading di poesie. Ci sei mai stata un reading di poesie? E quella è una di queste poesie sul Bambin Gesù e su questo ragazzino del Bambin Gesù che noi non abbiamo raccontato, che è una poesia molto bella. Ci piaceva scrivere quella lì, però io non la volevo far leggere perché avrebbe portato fuori, no? Semanticamente lei avrebbe detto: ma perché? Invece io gliel'ho fatta vedere, è rimasta col desiderio. Come? Sì. A lei. Grazie. L'altro aspetto che a me ha molto convinto, e mi pare che lei abbia anche accennato, al potere terapeutico del lavoro, lì dove psicologi, psichiatri avevano fallito con Marco, ecco, questa cooperativa dove lavorano persone con dei problemi, con disagio, e invece riesce ad aiutare molto Marco. E siccome fra gli sceneggiatori c'è Stefano Rulli, mi è venuto in mente che lui 20 anni fa fece un film che si chiamava Un silenzio particolare, che era la storia di un ragazzo con problemi che poi era suo figlio, che alla Città del Sole, in questa comunità agricola, insomma, trova così una strada di miglioramento. Non so se c'è un legame, però la mano di Stefano non è avuto... la mano di Stefano c'è sicuramente, perché Stefano è un grandissimo sceneggiatore, ma soprattutto è un uomo di grandissimo valore. Ve le dico solo questo. Dunque, questo Stefano Rulli è uno dei più grandi sceneggiatori italiani, che ha credo un 75-70. Vi dico solo che mentre noi abbiamo molto lavorato su questo libro, perché a un certo punto c'erano delle parti che non ci convincevano, le abbiamo dovute trasporre proprio per quel problema che dicevo prima, per restituire questo senso del libro. Quindi abbiamo fatto io poi a un certo punto del percorso sono andato in crisi, ho scritto una lettera sulle cose che non mi convincevano, che dovevamo tornare, quindi abbiamo molto lavorato chiacchierando. Noi ogni tanto ci vedevamo, ogni 2 volte a settimana, ma parlavamo su com'è. In una di queste chiacchierate un uomo credo ci abbia 75-76 anni, con un passato anche doloroso, perché c'ha un figlio che
insomma ha dei problemi seri, però anche con la corazza di un uomo che fa il professionista da 76 anni, saranno 50 anni che fa il professionista, lui mentre parlavamo mi ha offerto una soluzione e me l'ha detta mentre piangeva. Ora, non si vede, soprattutto sui giovani sceneggiatori, anche bravi, ma questa passione che ti lega al lavoro è difficile da trovare. Per quanto riguarda il lavoro in generale, invece, volevo aggiungere una cosa. Io ho puntato volutamente l'obiettivo della mia macchina da presa su una classe sociale che è stata molto al centro della narrazione filmica nel secondo dopoguerra, no? Pensate al neorealismo, lì era tutta la working class, questa è la working class, però è una classe sociale che da decenni è stata un po' dimenticata, a favore della borghesia, piccola, alta o media che sia, o adesso ultimamente raccontiamo anche molto la nostra malavita organizzata. Questa gente qua è gente che dà un'importanza al lavoro molto molto forte, è gente che arriva a fine mese con fatica, però è fiera di arrivarci in maniera onesta, è molto attaccata al suo senso etico fatto di codici. Stiamo un po' parlando, diciamo, degli ultimi, e tra gli ultimi non solo c'è un senso del dovere importante, ma sono anche delle persone che sono più disposte ad accogliere e a condividere rispetto a per esempio chi ha tanto, no? A me mi è piaciuta indagarla, ho vissuto molto in mezzo a loro, in mezzo a quelli che facevano parte della cooperativa del Policlinico Umberto I, per capire proprio, no, il loro modo di... E questi sono persone che fanno del proprio lavoro proprio uno strumento di identità. Ecco. E poi ho legato questo a una cosa che avevo letto tempo fa su un manuale di psicologia dove diceva l'autostima. Oggi tutti parlano di autostima, no? L'autostima da consegnare ai figli, lavorare sull'autostima, ma nessuno sa bene cosa bisognerebbe fare. Dice, guardate, per lavorare sull'autostima non è che uno devi prendere la laurea, anche dire c'ho la pancia, da domani ogni mattina che mi sveglio faccio 4 flessioni. Se tu riesci a fare 4 flessioni dopo una settimana, va sicuro che vi senti, oh, ho ottenuto il punto. Quello che voglio dire è che l'autostima comincia dalle piccole cose, no? Il mio personaggio, già il primo giorno quando deve fare la prova, dopo che ha pulito un cesso orribilmente sporco, sta lì e si fuma la sigaretta, felice, perché anche quella roba là l'ha fatta e quella cosa lì ti fa crescere l'autostima e quella cosa lì si chiama lavoro. E poi il fatto che devi fare i conti con gli orari, con gli amici, con la tua autostima, ma anche con la stima loro, con il loro sguardo nei tuoi confronti. Insomma, lui ricomincia a vivere quando si trova immerso in quelle cose che pensava lo potessero uccidere. E come dice Nietzsche, quello che non mi uccide mi fortifica. Grazie davvero, grazie ancora a Luca Zingaretti. Abbiamo finito? Anche 3? Grazie a voi. 2 cose brevissime. La prima è che è veramente bello da qua sotto vedere le sale piene, ma non perché siete venuti a vedere il mio film, è proprio bello vedere le sale piene perché mi fa piacere che dopo tanti anni in cui siamo stati un po' impauriti, no? Sappiamo quello che c'è successo, invece vedere le sale piene è bello proprio perché questi sono i presidi che tengono unite le nostre, il tessuto della nostra comunità, no? Della nostra società, della nostra città, insieme a quelle che possono essere addirittura, io dico sempre, non solo cinema, teatri, ma anche i nostri negozi del centro, i nostri negozi o i negozi del nostro quartiere, no? Quelle luci là sono quelle che rendono non solo il nostro quartiere più sicuro, ma anche quelle che illuminano i volti di chi incroci e quindi dice, ah, questo abita vicino a me. Cioè, quel senso di comunità che noi un po', non per colpa nostra, ma perché il mondo va sempre più veloce, siamo andati un po' perdendo. Quindi è bello e vi consiglio e vi auguro e mi auguro che questa tendenza che da un paio d'anni è tornata a riempire cinema e teatri,
delle nostre città continui a, come dire, non solo ad essere così, ma addirittura ad aumentare. La seconda cosa invece che vi volevo dire riguarda me. Allora, è un invito, riguarda me per modo di dire, è un invito. Se il film vi è piaciuto, vi invito a non farvi i fatti vostri. Sparlatene in giro, mi raccomando. Noi dal 10 aprile siamo sulle sale di tutta Italia. Grazie. Grazie ancora a Luca Zingaretti, hai detto delle parole bellissime sul cinema, che ovviamente è la cosa che ci sta più a cuore. Il nostro slogan, te lo raccontavo salendo, è la vita è un film, e quindi insomma siamo felici di omaggiarti della nostra borsa, che è anche ovviamente un augurio di buon auspicio per il viaggio del film, che appunto partirà il 10 di aprile. Insieme a quella ti diamo la nostra card, la nostra Cinema Zero card, proprio perché il cinema è anche prima di tutto una comunità, un gruppo di persone che si ritrovano tutte insieme per vedere un bel film. E quindi lunga vita al cinema e lunga vita a tutti voi. Buona serata.